prima diapositiva un personaggio che mi ha colpito particolarmente, vedete l'animazione mi lascia un po' a desiderare, comunque volevo dedicare, farvi conoscere questa persona che si chiama Alan Mathison Turing, che è stato uno dei padri dell'informatica, uno dei più grandi matematici del XX secolo. Ed è colui che durante la Seconda Guerra Mondiale riuscì a decifrare il famoso codice del sistema Enigma per appunto decriptare le comunicazioni tra i tedeschi e i loro alleati. E purtroppo è stato un personaggio abbastanza controverso, non è mai stato riconosciuto, solo molto parzialmente, il suo lavoro eccezionale. Nel 1952 è stato condannato per omosessualità e doveva scegliere in Inghilterra era ancora illegale, fu costretto a scegliere tra una pena 2 anni di carcere o la castrazione chimica, e per non finire in prigione scelse la castrazione chimica, e pare che tutto questo ambaradan insomma lo portò a suicidarsi. E finalmente, 55 anni dal suicidio, il 10 settembre 2009, il governo del Regno Unito riconobbe che il suicidio di Turing fu dovuto a un trattamento omofobo e presentò le sue scuse ufficiali. Ecco, questo signore sappiate che appunto è il padre di tutte le macchine informatiche che noi usiamo, quindi è un personaggio eccezionale. È uscito un film che si chiama, adesso che si chiama, non mi ricordo più, però cercate Turing in internet, è uscito un film che racconta abbastanza bene la sua storia, anche se non... The Imitation Game, ecco, il film è The Imitation Game, pur essendo pieno di errori questo film, però insomma vi fa conoscere questo personaggio abbastanza particolare. Io direi che possiamo fare un riassunto delle puntate precedenti. La volta scorsa abbiamo iniziato un viaggio, voi sapete, con una metropolitana virtuale, e ci siamo immersi in questa metropolitana e siamo partiti da vedere cosa sono le malattie delle piante, quando le malattie compaiono, quando modificano l'economia. Abbiamo parlato di ecosistemi, di agroecosistemi, e siamo arrivati alla produzione integrata. Qui le animazioni purtroppo oggi mi lasciano un po' a desiderare. Comunque abbiamo poi visto alla fine 2 grossi gruppi di malattie delle piante, le malattie fungine da una parte, i parassiti, gli insetti dall'altra, e abbiamo appunto fatto un bellissimo excursus su quello che sono gli insetti, su quello che sono i funghi, cosa praticamente vengono a provocare e perché dobbiamo appunto cercare di combatterli. Qui vedo una lista spesa, mia moglie mi aveva lasciato qualcosa da comprare, mascarpone, uova, savoiardi, zucchero, caffè, cacao amaro in polvere. Ecco perché io stasera volevo provare a fare il tiramisù. Siccome non l'ho mai fatto, un dolce veneto, mia moglie di Treviso, quindi dovrebbe avermi insegnato. Mi pare che si metta l'uovo, il tuorlo d'uovo con lo zucchero, si mescola, si monta il bianco d'uovo, si aggiunge il mascarpone, si mette il tutto in una teglia con naturalmente i nostri biscotti savoiardi imbevuti nel caffè, e alla fine ci si mette su una spolverata di cacao. Chi è già stato l'altra volta sa che io sono un po' così, alle volte intermezzo queste cose che praticamente non è che ci hanno molto a che fare con quello che dovremmo imparare. In realtà non è così, perché quello che abbiamo appena fatto noi è stata un'analisi di un sistema. Quindi direi che tutti avete il biglietto della metropolitana, entriamo e prendiamo il nostro mezzo per spostarci un po' sotto banco, sottoterra,
E cominciamo appunto l'analisi dei sistemi. L'analisi dei sistemi presuppone che io individui in un sistema definito delle variabili, dei tassi e dei parametri. Per fare un'analisi dei sistemi ci sono dei simboli particolari che vengono usati comunemente. Abbiamo un simbolo che è questo rettangolo che indica le cosiddette variabili di stato. Quelle rappresentano uno stato specifico, per esempio nel nostro caso potrebbe essere la gravità della malattia, l'incidenza, l'area fogliare ammalata, eccetera, eccetera. Vediamo poi tutto in dettaglio, non vi preoccupate. C'è un altro simbolo che è questo qua, con questa nuvoletta, che è una variabile di stato che però non è dimensionabile, per esempio quello che potrebbe essere l'inoculo iniziale di una malattia. C'è questa variabile di stato che ha questa forma di valvola che indica, è un tasso, indica la velocità con cui la variabile sta cambiando. Abbiamo questo simbolo che indica il parametro, i parametri, e abbiamo ancora questo altro simbolo che indica quelle che chiamiamo variabili ausiliarie o intermedie, ed è praticamente come un parametro, ma viene influenzato da altri parametri. Ad esempio, bagnatura fogliare calcolata, l'effetto dei fungicidi, eccetera, eccetera, e poi naturalmente la freccia che indica semplicemente il flusso o la direzione. Quello che vedevamo prima col tiramisù in realtà è un'analisi di sistema, perché le due variabili di stato che noi analizziamo sono all'inizio la teglia vuota e vogliamo arrivare a una teglia piena, quindi lo stato della teglia è cambiato o cambia da vuota a piena, perché cosa succede? In mezzo c'è un tasso, il tasso di riempimento della teglia. Naturalmente adesso abbiamo identificato le due variabili, teglia vuota, teglia piena, tasso di riempimento, e i parametri. Quali saranno i parametri in questo caso? I parametri sono lo zucchero, le uova, che a loro volta possono essere suddivise in due altri parametri, ossia l'albume e il tuorlo, il mascarpone, che potremmo, volendo anche qui, dividere ancora essendo un formaggio in latte, calio, eccetera, eccetera, il caffè, che è fatto dall'acqua e caffè in polvere, e i savoiardi. Come vedete abbiamo fatto l'analisi di un sistema molto semplice. In realtà noi tutti i giorni facciamo delle analisi dei sistemi senza accorgercene. Ah, dimenticavo che c'è ancora il cacao, giustamente. E la nostra teglia piena. Volendo, chiaramente, andando avanti e sviluppando ancora questo sistema, esiste naturalmente alla fine un tasso di svuotamento della teglia che ovviamente dipende dalla bontà e dalla quantità del tiramisù. Adesso vediamo un po' più in dettaglio delle cose che riguardano un po' più il nostro ambiente, e quindi facciamo un'analisi del sistema pianta, parassita, fungino. Quindi ci occupiamo per il momento di fungacci, e scendiamo un attimo dal metro, facciamo una fermata abbastanza lunghina per approfondire un pochettino questa questione. Allora, innanzitutto rappresentiamo qui una foglia in sezione, l'ho disegnata io, non è molto bellina, però insomma rende un po' l'idea. Cosa succede su questa foglia? Abbiamo innanzitutto l'arrivo di una spora di un fungo. Questa spora cosa fa? Innanzitutto germina, forma una pressoria, normalmente per la maggior parte dei funghi patogeni, dove trova uno stoma, quindi forza le rime della camera stomatica, penetra all'interno della foglia, cresce il micelio del fungo, di conseguenza abbiamo la comparsa dei sintomi, quindi vediamo delle macchie sulla superficie fogliare o sotto la superficie fogliare, e da queste macchie successivamente fuoriescono degli organi che possono essere per esempio quelli di sporodochi, i quali produrranno le spore e quindi avremo la sporulazione. Il sistema che noi andiamo ad analizzare è appunto questo o pianta patogeno e fungo.
Dobbiamo innanzitutto identificare da dove vogliamo partire e dove vogliamo arrivare. Allora, si parte sicuramente dalla spora e si arriva di nuovo alla spora. Quello che ci interessa appunto fare come modello è tutto il processo infettivo fino alla emissione delle nuove spore, quindi tutto il ciclo completo. Quindi possiamo identificare le nostre variabili di partenza, le nostre variabili di stato, e la prima variabile che identifichiamo sarà l'inoculo, che viene indicata qua sopra come con questo simbolo della nuvoletta, perché appunto l'inoculo non lo possiamo quantificare, oppure è molto difficile riuscire a quantificarlo, e la variabile di arrivo sarà la area fogliare infettata. Quindi praticamente cosa succede? Dall'inoculo abbiamo l'arrivo delle spore sull'area fogliare D, chiamate io in questo caso D, sta per disponibile. Quindi abbiamo qui tre variabili di stato: inoculo, area fogliare disponibile e area fogliare infeziosa. Infeziosa vuol dire che i sintomi che ci sono sulla foglia producono già le spore per le nuove infezioni. Identificato le variabili di stato, la prima e l'ultima, dobbiamo vedere se riusciamo a identificarne altre intermedie. Quindi partiamo dall'area fogliare sano disponibile, avremo un'area fogliare ammalata latente che non si vede perché il fungo è appunto dentro la foglia, abbiamo un'area fogliare ammalata visibile, che sono i sintomi, e avremo un'area fogliare ammalata infeziosa, oppure che è detta anche sporulante. Quindi, come detto, dicevamo prima, queste variabili di stato rappresentano uno stato specifico: gravità, incidenza, eccetera, eccetera. Variabili di stato non dimensionabile, l'inoculo, e abbiamo visto che esiste anche un flusso tra le diverse variabili e i parametri. Adesso che abbiamo identificato le variabili, vediamo se ce ne sono altre di partenza, vediamo se ce ne sono altre di intermedia. Abbiamo già visto che ci sarà appunto l'area fogliare latente, l'area fogliare visibile, ammalata visibile, quindi con i sintomi, e come sempre l'area fogliare sporulante. Cosa che determina il passaggio da una scatola all'altra, da una variabile all'altra, sono i tassi. Quindi dobbiamo vedere quali sono le componenti, cioè i tassi che potranno portarci ad avere la malattia. Partendo dalla spora, abbiamo detto, la spora deve germinare, quindi ci sarà un tasso di germinazione, un tasso di formazione dell'appressorio, un tasso di crescita del micelio e, alla fine, un tasso di sporulazione. Quindi abbiamo identificato le variabili di stato, adesso parliamo dei tassi. Cos'è un tasso? Indica la velocità con cui una variabile di stato sta cambiando. Ad esempio, io ho visto appunto tasso di infezione, tasso di sporulazione, pressione infettiva, e i tassi dipendono dai parametri. Quindi uno step successivo sarà quello di innanzitutto identificare i tassi nel nostro diagramma che stiamo costruendo. Quindi siamo partiti dall'area fogliare disponibile, ci sarà un tasso di germinazione, un tasso di produzione degli appressori e un tasso di crescita del micelio. Dall'area fogliare ammalata visibile all'area fogliare ammalata infeziosa avremo un tasso di sporulazione. Quindi questi sono i tassi che influenzano il passaggio da una variabile all'altra. Ma cos'è un tasso? Cosa vuol dire? Io uso rappresentare questi simboli, queste variabili a forma di valvola con un rubinetto. Perché il rubinetto? Il rubinetto perché è
Il rubinetto innanzitutto possiamo chiuderlo o aprirlo. Quindi noi possiamo aprire un rubinetto e quindi uscirà dell'acqua da questo rubinetto, oppure lo possiamo chiudere e l'acqua non esce più. L'azione di questa mano è come il parametro che agisce sul tasso. Quindi, quando noi per esempio abbiamo una temperatura ottimale per la germinazione, la mano verde sopra apre il rubinetto. Quando noi abbiamo la temperatura sfavorevole per la germinazione, il rubinetto verrà chiuso. Quindi il tasso non è nient'altro che un rubinetto in un passaggio tra una variabile all'altra regolato dai parametri. Cosa dobbiamo ancora vedere? Dobbiamo ancora vedere appunto quali sono questi parametri che influenzano. Cos'è che apre e chiude il nostro rubinetto? Ovviamente, parlando di piante, parlando di funghi, saranno i parametri meteorologici che io ho rappresentato qua con la nuvoletta, il sole e le goccioline. E quali sono questi parametri? Sono abbastanza facili da identificare perché sono i fattori esterni che hanno un'influenza sul processo, però il processo ovviamente non può modificare questi fattori esterni. Nel nostro caso, quali saranno questi fattori? I parametri meteorologici, molto semplici, quindi la temperatura, la bagnatura fogliare, la luce, che non è un parametro meteorologico, ma è un parametro che per esempio ha un'influenza sulla sporulazione di alcuni funghi. Alcune malattie, per esempio, emettono spore soltanto di notte, soltanto al buio. E dopo aver identificato i parametri, dobbiamo ancora metterci dentro della dinamica. Cosa vuol dire della dinamica? Chiaramente il processo si deve svolgere in modo dinamico, quindi deve passare un certo tempo da una fase all'altra fase. E identifichiamo nel nostro modello due periodi principali. Uno sarà il periodo di latenza che va dalla penetrazione della spora, quindi dall'inizio dell'infezione, fino alla emissione delle spore. C'è in realtà altri due periodi che però di solito non vengono considerati perché andrebbero a complicare molto il modello. Uno è il periodo di infezione, che però in realtà per alcuni funghi è abbastanza rapido, quindi non viene considerato. Per altri funghi invece è un parametro che può essere considerato perché, per esempio, se andiamo a pensare alla settoriosi nel frumento, ci vogliono almeno 17-18 ore prima che l'infezione abbia successo, quindi di fatto questo periodo potrebbe anche essere considerato. Il periodo di latenza appunto fino ai sintomi che producono spore, perché c'è naturalmente una differenza con il periodo di incubazione, che invece è quello che va dall'infezione alla comparsa dei sintomi senza spore. In realtà a noi interessa per il nostro modello proprio quando ci sono le spore successive. E poi ci interessa un altro periodo che si chiama periodo infezioso, che è quello che va praticamente, che è quello determinato dal tutto il tempo in cui i sintomi che ci sono sulla nostra pianta producono le spore per le nuove infezioni. Questo è soprattutto molto importante nelle malattie policicliche, perché alla fine di ogni periodo, cioè più è lungo il periodo infezioso, più spore vengono prodotte, più diventa grave la malattia, o meglio, più diventa grande la quantità di inoculo disponibile per le infezioni secondarie. Quindi abbiamo visto variabili di stato non dimensionabili, tassi, parametri. Dobbiamo ancora vedere queste variabili intermedie. La variabile intermedia è praticamente un parametro, ma viene influenzato da altri parametri
e in parte anche dal processo. Quello che abbiamo appena visto, periodo di latenza, periodo infezioso, sono appunto variabili cosiddette ausiliarie. In realtà possiamo avere anche altre variabili ausiliarie, per esempio la bagnatura fogliare, se la calcoliamo, l'effetto del fungicida oppure dell'insetticida, eccetera, eccetera. Quindi praticamente abbiamo identificato i nostri parametri e adesso andiamo a mettere nel nostro diagramma del nostro modello il periodo di latenza, che appunto va dall'area fogliare, va dall'inizio dell'infezione all'emissione delle spore, e il periodo infezioso che andrà dalla emissione delle spore, e quindi ritorneranno le nostre spore sull'area fogliare disponibile generando ulteriori cicli di malattie. In realtà noi qui in questo diagramma possiamo identificare sia un fungo che abbia un'infezione monociclica o una policiclica. In che senso? Nel senso che l'infezione monociclica chiaramente terminerà dopo l'emissione delle spore. La policiclica andrà avanti e produrrà le cosiddette infezioni secondarie. Io ho aggiunto qua, dopo il tasso di sporulazione, anche un tasso, chiamiamolo così, di diffusione delle spore, nel senso che una volta prodotte le spore devono spargersi nell'aria e raggiungere gli altri organi o le altre piante vicine. Quindi questo tasso di diffusione sarà per esempio identificabile, oppure diciamo meglio, i parametri che regolano il tasso di diffusione saranno temperatura, il vento e le precipitazioni. Ecco, in questo modo noi, vedete, abbiamo praticamente fatto un modello su carta, diciamo che può rappresentare un fungo generico, una malattia generica della pianta. Quindi abbiamo fatto un'analisi del sistema e questa è la base di partenza di qualsiasi tipo di modello. Abbiamo visto appunto la relazione che c'è, cioè analizzato il sistema pianta malattia fungina. Adesso facciamo un'altra fermata e analizziamo il sistema invece pianta parassita oppure pianta insetto. Io uso come esempio l'adorifero della patata, che è uno dei miei insetti preferiti, non peraltro perché ci ho lavorato molto. L'adorifero della patata la conoscete tutti. L'adulto è caratteristico perché ha le famose 10 strisce nere sulle elitre. Dall'adulto il ciclo è molto semplice perché è un insetto olometabolo, quindi ha 4 fasi ben identificabili, molto diverse tra loro. Quindi partiamo dall'adulto, avremo le uova, le larve che nel caso dell'adorifera si sviluppano in 4 stadi, anche questi abbastanza riconoscibili perché le L1 sono molto piccoline e hanno un colore molto rossastro, le L4 che sono le larve più grosse, appunto sono molto grosse, il colore tende più sul rosato, e per distinguerle proprio bene bisognerebbe andare a analizzare la capsula al microscopio o con la lente, però insomma diciamo che si identificano anche abbastanza semplicemente visivamente. La larva L4 si impuperà e praticamente darà origine a nuovi adulti in stagione, oppure andrà a passare la diapausa invernale. Quindi in questo caso, se noi volessimo analizzare questo sistema, dovremmo identificare prima di tutto le variabili. Quali saranno le variabili in questo caso? In questo caso è molto semplice, sono i singoli
i singoli elementi dell'insetto, le singole fasi, quindi gli adulti, le uova, le larve e le pupe. Queste sono le nostre variabili, quindi se volessimo mettere queste variabili in un diagramma, in questo caso è semplice come quell'altro diagramma, si parte da una variabile che in questo caso io ho indicato come svernante, anche qui con la nuvoletta, perché appunto non è possibile certo identificare una popolazione di orifore svernanti. La popolazione svernante esce dal terreno, in questo caso sono gli adulti chiaramente produrranno le uova, dalle uova nasceranno le larve, dalle larve avremo le pupe e così via. Quindi le nostre variabili di stato, in questo caso appunto stadio svernante, adulti, uova, larve, pupe e di nuovo gli adulti. Se volessimo provare ad identificare lo stadio della malattia svernante, in realtà per gli insetti qualcosa è possibile fare. Bisogna fare però delle prove abbastanza dispendiose, magari non di denaro ma di tempo. Ad esempio noi abbiamo fatto una prova per vedere la mortalità dello stadio svernante in autunno, in inverno e il tasso di sopravvivenza. Vedete che in questo caso abbiamo fatto una prova interrando dei vasi di plastica molto grandi, sembra fossero 1 metro di diametro, fino all'orlo, e poi dentro questi vasi abbiamo introdotto una popolazione di dorifore alla fine all'inizio autunno, e poi siamo andati a vedere innanzitutto quante si sono interrate, che è questa parte qui, ecco, questa parte qui del grafico, qui il tasso diciamo di interramento, chiamiamolo così. Da contro possiamo calcolare che esiste già una mortalità autunnale, cioè ci sono degli adulti che proprio non ne vogliono sapere di andarsene a infilare sottoterra. Abbiamo poi in primavera cosa abbiamo fatto? Abbiamo controllato quasi tutti i giorni a partire dal mese di inizio aprile quante di queste dorifere riemergevano dalla terra. E vedete che praticamente ogni istogramma rappresenta un anno. Abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 anni di prove. Vedete che la mortalità, anche la mortalità invernale, varia moltissimo, perché abbiamo degli anni in cui abbiamo una mortalità molto elevata e degli anni invece in cui abbiamo una mortalità molto elevata, in questo caso il verde, o degli anni in cui abbiamo una mortalità più contenuta. Il tasso di sopravvivenza, vedete, in questo caso è relativamente basso. Quindi questo è un esperimento che si può fare per conoscere, per riempire quella famosa nuvoletta che c'è all'inizio del grafico. In realtà quella nuvoletta all'inizio del grafico ci serve in questo caso per identificare, per esempio, abbiamo fatto una correlazione tra la temperatura del suolo a 20 cm di profondità e l'emergenza dell'insetto dal terreno. La vedete qui in questa figura. Praticamente cosa succede? Che a partire da una certa somma di temperatura del suolo, 20 cm, comincia l'emergenza delle dorifore in superficie. Queste poi si spostano ovviamente dove c'è il cibo, quindi vanno a cercare i campi di patate, e abbiamo trovato che c'è una correlazione abbastanza buona tra
questa curva di emissione, chiamiamola così, del dorifero dal suolo e la formazione delle prime ovature sulle piante di patata. E praticamente abbiamo fatto un modellino che abbiamo chiamato SimLab 1, SimLab 1 è simulazione leptinotarsa 1 perché è il modello che riguarda la prima fase, quindi la comparsa appunto della dorifora dal, chiamiamoli così, quartieri invernali. Quindi per andare avanti nel nostro modello, come abbiamo fatto prima per quanto riguarda le malattie di fungine, in questo caso dobbiamo identificare dei tassi che ci permettano di passare o di calcolare il passaggio del nostro insetto da uno stadio al successivo. Quindi avremo innanzitutto in questo caso ci serve una coppia di insetti, perché la dorifera non è partelogenetica, quindi non produce le uova senza fecondazione, quindi ci serve una coppia di insetti. E partiamo dagli insetti e per arrivare alle uova, innanzitutto ci serve un tasso che io ho chiamato molto, molto sbrigativamente di attività. Attività cosa vuol dire? Vuol dire che raggruppa un pochettino il movimento degli insetti nelle varie fasi della loro vita, quindi un tasso di attività. Naturalmente avremo bisogno di un tasso di sopravvivenza, abbiamo visto prima come è importante appunto come sia importante la sopravvivenza delle bestiacce per avere un sviluppo successivo. Avremo chiaramente un tasso di fertilità che ci serve per passare appunto da uno stadio di adulto ad uno stadio di uova e un tasso di mobilità, perché se queste dorifore non si muovono, non si incontrano e non produrranno nessun nuovo uovo. Il passaggio da uovo a larva in realtà è determinato anche questo da tassi. Io ne identifico due e sono il tasso di sopravvivenza anche in questo caso, cioè le uova possono essere attaccate da altri parassiti, possono seccare, e un tasso di sviluppo ovviamente perché nell'uovo ci sarà lo sviluppo embrionale e avremo la comparsa delle nuove larve. Dalle larve allo stadio di pupa, scusate, anche qui avremo un tasso di sopravvivenza, un tasso di sviluppo, ovviamente, che quindi ci permetterà di passare dagli stadi di 1 a 4, e un tasso di mobilità in questo caso perché? Perché la pupa, la larva, per impuparsi deve entrare nel terreno, quindi deve interrarsi e potrà successivamente svilupparsi e dare origine a nuovi adulti. In questo caso anche qui avremo due tassi che sono il tasso di sopravvivenza e il tasso di sviluppo. Quindi da questo diagramma così visivo con le figurine passiamo al nostro grafico. Svernante, variabile stadio svernante, comparsa degli adulti, produzione di uova, comparsa delle larve, impupamento, e possiamo adesso infilare qui tra una variabile e l'altra i nostri tassi che abbiamo identificato. Quindi avremo un tasso di attività della popolazione svernante, un tasso di attività tra gli adulti e le uova, un tasso di attività tra le uova e le larve e così via. Io ho, come si dice, riassunto un pochettino i tassi che avevamo visto prima in un unico tasso. Abbiamo identificato
le variabili di stato, abbiamo identificato i tassi, adesso dobbiamo identificare che cosa? I parametri, perché anche in questo caso naturalmente tutti questi rubinetti si devono aprire e chiudere in qualche maniera. E cos'è che influenza di più lo sviluppo degli insetti, ma non solo? E sono i parametri meteorologici, in questo caso in modo molto particolare la temperatura, sicuramente è quello che ha più influenza nel sviluppo degli insetti, ma anche l'umidità relativa, ma anche la pioggia, per esempio, perché può dare può essere un fattore di disturbo per gli insetti. E oltretutto un altro tasso molto importante che può regolare l'attività dell'insetto è la presenza o l'assenza di luce, o meglio ancora la lunghezza del giorno, il numero di ore di luce. Molti insetti hanno questo ritmo circadiano, quindi sono regolati, le fasi sono regolate dalla lunghezza del giorno, in modo particolare il periodo di diapausa. Cosa vuol dire? È che un insetto andrà in diapausa invernale quando c'è un determinato numero di ore di luce. Non è tanto importante quanto sia ancora disponibile il mangiare, diciamo così, non è tanto importante se la temperatura è ancora favorevole. In realtà l'insetto ha un orologio interno che dice: attenzione, guarda che le ore di luce sono ormai troppo poche, devi andare a fare la diapausa. E oltretutto è un fattore, un orologio interno, diciamo, molto molto forte, perché noi abbiamo appunto fatto parecchi lavori con la dorifera e abbiamo anche fatto prove di resistenza agli insetticidi e avevamo bisogno di avere generazioni continue di insetti, e quindi abbiamo impiantato nel nostro laboratorio un piccolo laboratorio abbiamo portato avanti 3 o 4 ceppi, non mi ricordo più quanti, di dorifera diversa, e pur utilizzando la luce artificiale per simulare appunto la luce del giorno e mettere il periodo in maniera che anche d'inverno potessimo avere una produzione continua come si dice, di nuovi insetti, in realtà nei periodi che andavano da settembre a marzo c'era comunque una piccola depressione nell'attività dell'insetto, perché evidentemente sentiva che la luce che noi gli davamo non era quella giusta, non era quella normale, quindi di fatto tendeva comunque ad andare in diapausa. Quindi avevamo questa piccola depressione invernale nella produzione di nuovi individui. Quindi a questo punto torniamo al nostro diagramma di flusso, questa analisi del sistema. Possiamo aggiungere in questo caso due flussi, nel senso che il nostro insetto può avere una o più generazioni. In questo caso, quando ha una sola generazione, gli adulti in genere normalmente torneranno, o gli adulti o un'altra fase tornerà praticamente alla fase svernante, quindi in diapausa, e questi si chiamano univoltini, oppure continuerà il suo ciclo e andrà avanti di nuovo sulle piante, continuerà a mangiare, a provocare dei danni, e questi sono chiamati polivoltini. In realtà, appunto, il voltinismo è proprio regolato dalla lunghezza del giorno. In alcuni insetti, che normalmente sono polivoltini, c'è comunque una certa quota di univoltini. Questo perché? Perché evidentemente serve come strategia di sopravvivenza. Gli adulti o le forme, diciamo, chiamiamole così, svernanti
dell'insetto vanno a ricreare un nuovo ciclo, ma una parte più o meno grande servirà, diciamo, da riserva, quindi entrerà subito in diapausa e come riserva appunto per la sopravvivenza nell'anno successivo. Questo si vede molto bene, per esempio, nella Carpocapsa, nella ciglia del melo, in cui una parte proprio delle larve di quinta età, che sono quelle che poi vanno a impuparsi, in realtà non si impupano, ma vanno a cercare il rifugio invernale e entrano in diapausa volontaria, pur essendo fuori ancora la temperatura accettabile, pur essendoci la disponibilità di frutti da attaccare e quindi continuare il ciclo di sviluppo. Quindi abbiamo visto che i tassi, appunto, che io semplicemente qui ho riassunto come tasso di attività, sono regolati dalla temperatura sicuramente, e io ho indicato col simbolo DL la lunghezza del giorno. GDD ovviamente in questo caso significa temperatura espressa in gradi giorno, ma lo vedremo più avanti perché affrontiamo questo problema proprio tra un po'. Quindi, diciamo, nella prima parte di questa lezione che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che noi possiamo fare un'analisi di sistema, e questa analisi di sistema messa su un foglio non è nient'altro che un diagramma di flusso, non è nient'altro che un modello, in quanto noi possiamo identificare, vediamo qui alla sinistra dello schermo il fungo, e alla destra abbiamo l'insetto. Quindi possiamo fare questa analisi del sistema per tutti e due i grossi, chiamiamoli così, ambiti dei parassiti e malattie delle piante. Questo è importante, fare questa analisi del sistema, perché ci permette di identificare subito dove sono le difficoltà nel fare il modello. Per esempio, se io devo modellare fare un modello per un determinato tipo di fungo, ovviamente vado a cercare, una volta che ho identificato che ci sono questi tassi che mi servono per passare appunto dall'infezione all'area fogliare latente, io ho bisogno di dati per produrre questi tassi. Non solo di dati meteo, ho bisogno di dati per proprio matematicamente creare delle relazioni. Quindi di fatto, se io ho dei dati di germinazione, per esempio, ma non ho il dato di formazione degli appressori, non ho il dato di crescita miceliare, ho un po' di difficoltà. Ovviamente farò un modello non meno riuscito, non meno preciso, ma un po' ridotto rispetto a quello che potrebbe essere un modello completo. In realtà questa cosa qui, da un certo punto di vista, potrebbe anche essere un vantaggio, nel senso che bisogna sempre ricordarsi che più parametri, più tassi, più variabili vado a introdurre nel modello, e più ho la possibilità di fare degli errori. E bisogna fare attenzione perché in questo caso gli errori nel nostro algoritmo finale non sono moltiplicativi, ma additivi. Quindi vuol dire che se io faccio un errore di 0,1 in un tasso e di 0,2 in un altro tasso, se io faccio la moltiplicazione 0,1 per 0,2 ottengo 0,02. Se io faccio l'addizione ottengo 0,3. Quindi vado a fare un errore più grande. Quindi più parametri, paradossalmente più parametri, più variabili inserisco in un modello, e paradossalmente meno preciso il modello sarà. Anche perché poi bisogna fare i conti nella fase poi di validazione del modello con quali dati io valido il modello. Perché se faccio un modello troppo complicato e poi non ho i dati per la validazione, questo modello rimarrà un bel modello sulla carta, ma inapplicabile per gli scopi pratici. Così come pure se io faccio un modello troppo complicato, poi magari chi lo deve applicare non capisce bene qual è l'output del modello, e quindi
di fatto non lo utilizzerà. Questa è un po', diciamo, una critica velata un pochettino ai modelli che si fanno, per esempio, si sviluppano in università, che sono molto molto complicati, sono un pochettino distanti da quello che poi potrebbe essere la loro applicazione pratica. Di fatto un modello, quando è fatto bene, ha un input molto semplice e un output altrettanto semplice. Ciò che c'è in mezzo in realtà può essere estremamente complicato. Quello che è importante è che l'input sia semplice, che l'output anche, cioè più che semplice, capibile e fruibile anche, innanzitutto. Abbiamo visto quindi la nostra analisi del sistema, abbiamo identificato le variabili, abbiamo identificato i tassi, i parametri, abbiamo fatto un'analisi sistema pianta-fungo, abbiamo fatto un'analisi sistema pianta-insetto. Adesso praticamente che abbiamo preso un po' confidenza con quello che potrebbe già essere un abbozzo di modello, dobbiamo vedere, io questa fermata l'ho chiamata misura. Misura, cosa vuol dire misura? Misura vuol dire che tra queste variabili di stato, i passaggi, passa qualche cosa, un qualche cosa che deve essere misurabile, un qualche cosa che deve essere tangibile, perché altrimenti matematicamente poi non potremo collegarlo. Quindi questo capitolo misura, in realtà lo chiamiamo, oppure si chiama fitopatometria. Una fitopatometria è una branca appunto della patologia vegetale che si occupa di misurare l'entità dei sintomi tipici visibili che esprimono qui deviazioni fenotipiche dello stato di normalità. Ricordate sempre, bisogna però distinguere bene che cosa intendiamo per normalità. Allora, il primo parametro che di solito, ed è anche il più semplice, che noi andiamo a misurare in fitopatometria è la cosiddetta incidenza di malattia. L'incidenza è molto semplice perché è semplicemente il numero di piante ammalate o il numero di organi ammalati per campione durante il tempo. Se volessimo rappresentarlo, per esempio, qui io ho un campo con, vedete, delle piantine che nella mia fantasia di pittore naif dovrebbero essere delle barbabietole, vedete che ci sono quelle sane che sono verdi e ci sono quelle ammalate che sono marroni. In questo caso l'incidenza di malattia che cos'è? Innanzitutto devo contare il numero di piante del campione. In questo caso, in questo rettangolino ci sono 96 piante. Vado a contare il numero di piante che presentano sintomi. Attenzione, non è importante quanti sintomi presenta, è importante che presentino sintomi, quindi che siano ammalate. Sono 12 le piante marroni. La incidenza di malattia come numero è 12. In realtà noi la esprimiamo come percentuale perché ci viene poi più comodo da applicare, quindi sarà l'incidenza di malattia percentuale 12 diviso 96, 0,125 pari al 12,5%. Se andiamo a rappresentare l'incidenza di malattia lungo il tempo, quindi mettendo su in un grafico i diversi rilievi, otterremo una curva di questo, una disposizione dei punti di questo tipo. Quindi la malattia sale e vediamo che già prende una forma che poi considereremo più avanti, che è questa forma particolare a sigmoide, più o meno chiusa, più o meno aperta. Questo è appunto l'incidenza di malattia. Il secondo parametro che noi andiamo a misurare è, scusate, molto molto importante per valutare l'incidenza di malattia è la dimensione del campione. Cosa vuol dire la dimensione del campione? Abbiamo visto prima appunto l'esempio di un campetto, diciamo così, con delle barbabietole. E io ho monitorato, normalmente per esempio qua in Germania noi usiamo monitorare per vedere la comparsa della cercosporiosi o di altre malattie,
100 foglie di barbabietola per campo, attenzione per campo. In realtà bisogna fare un po' di conti, nel senso che in questa figura noi vediamo rappresentato sono il cosiddetto leaf area index, cioè praticamente l'area fogliare dei palchi, io ho chiamati palchi o delle rosette di foglie della barbabietola da zucchero. Una pianta di barbabietola, diciamo, può raggiungere anche fino alle 50 foglie e ovviamente tutte queste foglie compaiono in periodi diversi e sono, come si dice, disposte su delle rosette. Quindi vediamo qua che praticamente l'area fogliare, a seconda della fase, qui questo è il tempo praticamente dalla semina alla raccolta, avrà una determinata quantità di area fogliare e una determinata quantità di foglie a seconda del periodo in cui noi ci troviamo. Quindi all'inizio saranno poche foglie, poca area fogliare, alla fine di nuovo, perché la pianta secca, a metà stagione avremo il massimo potere fotosintetico, quindi la massima espressione di area fogliare verde e anche il numero massimo di foglie. Quindi, se noi andiamo a fare il monitoraggio della coltura tra, qui in Germania, il 1° di luglio e il 23 di settembre, cioè il 1° di luglio, fine settembre, che è il periodo in cui appunto la bietola può essere attaccata dalla cercospora, abbiamo che praticamente la presenza sulla pianta di 2 palchi principali di malattie, e sono tra le 7 foglie e le 8 foglie. Quindi in media, quindi è una cosa, ci sono anche delle piante che avranno molte più foglie. Comunque, facciamo un esempio molto banale. In un metro quadro di campo ci sono più o meno 10 piante di barbabietola. Se io vado a presumere che in questo periodo ci sia una media di 7 più 8, quindi 15 foglie, 15 per 10 piante sono 150 foglie in un metro quadrato. In un ettaro, che sono 10.000 metri quadrati, avremo 100.000 piante, avremo quindi circa approssimativamente 1.500.000 foglie. 100 foglie che io raccolgo per fare il mio monitoraggio sono uguali allo 0,00067% dell'intera popolazione di foglie. Voi capite che trovare una macchiolina di cercospora in 100 foglie con questa percentuale di dimensione del campione è quasi come vincere il Superenalotto. Se noi andiamo a considerare che, questo in un ettaro, ci sono qui campi che sono anche di 10 ettari, in questi campi abbiamo 15 milioni di foglie approssimativamente, il 100 foglie sono lo 0,0000067% dell'intera popolazione di foglie. Quindi, cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che molte volte in realtà noi facciamo del monitoraggio un po' per mancanza di risorse, un po' per mancanza di tempo, un po' per mancanza di voglia anche, che in realtà ha poco a che fare con la realtà. Perché se io vado davvero a prelevare 100 foglie in un campo di 10 ettari, devo davvero essere fortunato a trovare la malattia, e se trovo la malattia molto probabilmente già in una fase tale, perché è già dispersa praticamente su tutto il campo, in cui è già in una fase epidemica, quindi non riuscirò più a fermarla. Quindi l'importanza della dimensione del campione è veramente una cosa davvero, davvero importante. Il secondo parametro che andiamo a misurare per vedere appunto l'andamento della nostra malattia è la gravità. Gravità, in inglese di severity. E cos'è la gravità? La percentuale di tessuto fogliare ammalato visibile, attenzione, visibile, quindi devono essere sintomi. In questo caso abbiamo una foglia di barbabietola, che è l'altra coltura a cui
o l'altra, diciamo, la malattia fungina a cui mi sono più dedicato in questi anni. E questa foglia di barbabietola, vedete, presenta delle macchie, della cercosporiosi, e l'area fogliare ammalata non sarà altro che andare a vedere la percentuale di area occupata da queste macchioline. Io ho cercato di rappresentarla, e naturalmente in questo caso cosa succede? Succede che io devo fare una stima della percentuale di tessuto ammalato che c'è su questa foglia. Non è facile, bisogna fare un po' di allenamento, però alla fine, insomma, si ottengono dei buoni risultati. In realtà abbiamo dei metodi che ci permettono di fare queste stime, per esempio utilizzando semplicemente degli schemi. Faccio vedere, questi sono schemi molto vecchi, che però vengono ancora utilizzati adesso. Per esempio, vediamo due malattie del frumento, dalla parte sinistra l'oidio, nella parte destra la ruggine, e vedete qui praticamente cosa succede? Che i sintomi che compaiono sulle foglie sono raggruppati in realtà in classi, cioè praticamente visivamente, se io ho questo schema a portata di mano, guardo la foglia e cerco di mettere la foglia in una di queste classi, quindi non avrò una stima, diciamo, precisissima, quindi non arriverò a stimare il 5,3%, ma semplicemente darò a una foglia un valore di 5 oppure di 25 se è molto ammalata. E vedete, per la ruggine praticamente è diverso, perché ovviamente sono diverse le dimensioni dei sintomi delle macchioline. Quindi vi dicevo, questi schemi sono molto vecchi, però sono ancora utilizzati. Esistono delle cose anche un po' più moderne, sempre schematiche. Questo è lo schema che per esempio ho sviluppato io. Questo rappresenta proprio la percentuale esatta della malattia, anche qui però suddivisa in classe, quindi abbiamo classe 0 ovviamente senza malattia, una classe 1 che è l'1%, la classe 3 3%, la classe 5 10, 15 20 eccetera eccetera. In realtà avevo fatto anche un piccolo programmino al computer di training che rappresentava delle foglie ammalate, e bisognava giocare un pochettino a indovinare le foglie. Purtroppo non riesco a farlo più girare sul mio computer, perché la versione di Windows è troppo nuova e quel programmino lì era sviluppato ancora in un ambiente un po' più vecchiotto, però viene ancora usato su computer vecchi, gira ancora, e i nostri tecnici lo usano ancora per fare un po' di training sullo schema. Abbiamo visto che c'è la possibilità di stimare foglia per foglia, oppure possiamo utilizzare anche dei metodi un po' più empirici per cercare di capire qual è la gravità della malattia. Io trovo per esempio questo schema abbastanza utile quando uno ci prende un po' l'occhio, e quello che io l'ho chiamato il metodo del dimezzamento a triangoli. Cosa vuol dire? Noi partiamo da una area fogliare molto grande e cominciamo a tirare via un triangolo, e ci visualizziamo praticamente questa foglia come se la percentuale rossa fosse l'87,5%. Togliamo un'altra parte del triangolo, abbiamo il 75, togliamo un'altra parte il 50, insomma praticamente fino ad arrivare a una parte molto piccolina. Oppure possiamo fare il contrario, o vado a cercare di identificare la mia area ammalata in una di queste parti rosse, oppure parto dal basso, quindi dal piccolino, cerco di vedere quanto potrebbe essere la mia area fogliare alla fine. In realtà c'è un altro sistema in cui praticamente si diceva: prendi la foglia, la guardi, con gli occhi abbassi tutti i puntini e poi praticamente calcoli la percentuale che ti rimane libera. Un po' fantasioso, però può funzionare, diciamo così.
quindi il metodo del dimezzamento a triangoli. Oppure ancora un'altra cosa che possiamo fare, possiamo non stimare la foglia per foglia, ma per esempio utilizzare la pianta intera. E qui c'è una scala, la scala KBS, sempre per la cercosporiosi, è stata leggermente modificata e in questo caso, vedete, i sintomi non sono più sulle singole foglie, ma sulle piante. Quindi praticamente cosa faccio io? Vado in campo, guardo la pianta e mi faccio un'idea un pochettino della gravità di malattia, e in questo caso la gravità di malattia la esprimo però in classi. Quindi avremo, per esempio, 0 malattia, pianta completamente sana, classe 0, qualche puntino, classe 0.5, un po' di qualche puntino, classe 1. Si arriva fino praticamente a una scala pari, a uno stadio pari al 4,75. 4,75 vuol dire che la mia pianta praticamente ha all'incirca il 70% di area fogliare ammalata. Poi con queste classi naturalmente ci può fare o è stata sviluppata una funzione che trasforma le classi effettivamente in percentuale di area fogliare ammalata. Quindi diciamo che questo è un metodo un po' più semplice, un po' più diciamo veloce per stimare la malattia, e in questo caso, per esempio, noi potremmo, anziché prendere solo le nostre 100 foglie, controllare un po' più piante, perché è una volta che uno ci ha preso l'occhio, questo è un po' più veloce. Per ciò che riguarda i nostri cari amici insetti, invece, in realtà cosa possiamo fare? Non dobbiamo misurare nessuna percentuale, ma li dobbiamo catturare e contare, e questo è ciò che dobbiamo fare. Quindi cosa useremo? Useremo per esempio delle trappole cromotrofiche, quindi colorate, trappole feromoni e trappole alimentari, quindi con delle sostanze che attirano gli insetti. Oppure possiamo fare il conteggio della presenza dei parassiti sugli organi infestati, frutti, foglie, rametti, quando gli insetti sono, diciamo, abbastanza stabili. Per esempio pensare alle cocciniglie, quelle non c'è problema perché sono ferme, attaccate, quindi lì facciamo in fretta a contare la loro presenza, o gli afidi che si muovono poco, anche lì possiamo esprimere un dato senza bisogno di andare a fare delle catture particolari. Invece per altri insetti dobbiamo davvero operare con queste trappole. E anche qui sorge il problema: quante trappole devo mettere? Ecco, qui Lorenzo potrebbe discutere probabilmente per qualche oretta sulle trappole per gli elateridi. È sempre il solito discorso, bisogna cercare di arrivare a un compromesso e cercare di essere abbastanza vicini a quello che potrebbe essere la realtà, cioè fare un campionamento che mi rappresenti quello che davvero sta succedendo. In realtà ci sono delle indicazioni. Io per esempio, andando un po' a scartabellare, ho trovato questa tabella che per esempio indica davvero con precisione quante trappole, cosa devo osservare in questo caso su alcuni parassiti degli agrumi. In questo caso, vedete, qui ci sono degli afidi. Cosa bisogna monitorizzare? 10% di piante, semplicemente così scelte a caso, osservate ogni settimana, contare i germogli infetti e tenere presente che la più grande densità di popolazione di afidi è normalmente tra aprile e maggio. Oppure osservare 100 nuovi germogli da marzo a giugno, eccetera, eccetera. Per altre cose, queste sono cocciniglie per esempio, allora bisogna osservare anche qui 4 germogli lunghi almeno 10 cm
eccetera, eccetera, eccetera. Sentite, anche queste sono cociniere, insomma, vedete, ci sono un po' di indicazioni. Ecco, per esempio qui c'è anche discapitata la mosca della frutta, cosa potrebbe essere anche utile non solo per gli agrumi, 10 trappole per ettaro. Siamo sempre lì, quale sarà il numero migliore? Nessuno lo sa, però ovviamente questi sono i dati che poi, bisogna ricordarsi che questi poi sono i dati che abbiamo a disposizione per validare i nostri modelli, quindi diciamo la parte del monitoraggio è abbastanza importante. Quindi abbiamo visto la misura di ciò che fondamentalmente ci serve quando andremo a validare il nostro modello, oppure la misura di quello che capiterà nel nostro modello quando facciamo quello che facciamo girare e succederà nelle nostre variabili. Ovviamente adesso a questo punto dobbiamo anche vedere la misura dei parametri, e in questo caso, siccome i nostri parametri lo sappiamo benissimo quali sono i parametri meteorologici, parleremo un po' di meteorologia, non molto approfonditamente, però insomma dobbiamo sapere anche qui alcune cose abbastanza importanti. Il primo parametro che andiamo ad analizzare è la temperatura. Innanzitutto, è molto interessante perché cercavo una definizione di temperatura, ne ho trovata una abbastanza curiosa abbastanza intelligente, e dice che la temperatura dell'aria non esprime nient'altro che il grado di agitazione delle molecole d'aria, impiegando una grandezza scalare chiamata appunto grado. È una definizione molto semplice, ma così è: più le molecole d'aria sono agitate, più la temperatura cresce. Quindi di fatto abbiamo la misura della temperatura come misura di agitazione delle molecole di aria. In Italia, ma non solo in Italia, ovviamente in quasi tutta Europa, viene correntemente impiegato quello che si chiama grado centigrade o grado Celsius, il cui simbolo è appunto grado C, e questa unità di misura è definita in modo che i valori di 0 gradi centigradi e 100 gradi centigradi corrispondano rispettivamente al punto di fusione e al punto di ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica normale. Questo è tutto ciò che dobbiamo sapere sulla temperatura. Come si misura la temperatura? Si misura con tutti i termometri che volete. Non vado a impegolarmi nella questione dei termometri, perché altrimenti non ne usciamo più. Il secondo parametro che dobbiamo tenere in considerazione per lo sviluppo dei nostri modelli è l'umidità relativa. Che cos'è l'umidità relativa? Nell'aria, per quanto secca possa essere, c'è sempre una certa quantità di acqua, o meglio di vapore acqua. La quantità massima di vapore che può essere contenuto nell'aria varia con la sua temperatura e con la pressione. Ad esempio, più l'aria è calda e più vapore essa può contenere, per quello che d'estate, quando c'è molto caldo, si dice che c'è anche molto umido, perché appunto più calda è l'aria, più vapore può esserci dentro. Siccome appunto misurare questa quantità era abbastanza difficile, quindi si è introdotto questo parametro dell'umidità relativa. Cioè, cosa esprime il parametro dell'umidità relativa? Esprime cioè il rapporto tra la quantità effettiva di vapore contenuto e la quantità massima che quella massa d'aria potrebbe contenere nelle stesse condizioni di temperatura e pressione. Anche qui esistono diversi strumenti per misurare l'umidità relativa. Anche qui tralascio un attimo e passo al parametro successivo, che sono le precipitazioni. Che cos'è una precipitazione? Innanzitutto uno dei fattori climatici di maggiore importanza. Abbiamo visto purtroppo cosa succede quando non piove, e abbiamo questioni di siccità proprio quest'anno. Le precipitazioni originano dai fenomeni di condensazione dell'umidità atmosferica sotto forma di o particelle di acqua liquida, quindi la pioggia, oppure solide, grandine e neve. Piogge, grandine e neve sono dette anche idrometeore di precipitazione. Tanto così, per curiosità, magari stasera al bar potrete dire: ah, oggi io non ho visto grandi idrometeore di
precipitazione, oppure parecchio tempo che non vedo idrometeore di precipitazione. Per scrivere opportunamente un evento precipitativo si utilizzano due parametri: l'intensità e la quantità accumulata. La quantità accumulata è quella che ci interessa di più, praticamente l'unità di misura adottata è il millimetro. 1 millimetro di pioggia equivale ad 1 litro d'acqua per metro quadro di superficie. Questo è ciò che riguarda, per ciò che riguarda la foglia, la pioggia. Con questi tre parametri noi possiamo fare un modello. Non ci serve niente di più e niente di meno. Qualcuno vi dirà, ma la radiazione solare, ma non so cos'altro. Io ripeto ancora una volta, non mi stancherò mai di ripeterlo, più complichiamo un modello, più cerchiamo di rifinirlo, più faremo degli errori, più meno preciso lo rendiamo. Quindi, e poi bisogna tenere conto che quando io produco un modello, in realtà non è che lo produco per il mio orticello, vorrei che poi questo modello, se funziona, fosse adottato anche negli orticelli degli altri. Quindi di fatto, se io per esempio uso la radiazione solare per fare un modello, poi in realtà lo potrò applicare soltanto dove avrò la possibilità di misurare la radiazione solare, altrimenti il modello è inutile. Quindi di fatto, siccome la radiazione solare non è ancora ampiamente, la misurazione perlomeno non è ancora ampiamente diffusa, non mi conviene sviluppare un modello con la radiazione solare, anche perché c'è una correlazione abbastanza precisa e diretta tra la radiazione solare ovviamente e la temperatura. Poi c'è un altro problema che riguarda anche il metodo di misurazione. Finché una temperatura, finché un'umidità relativa, finché una pioggia, le nostre capannine vanno benissimo. Quando noi ci addentriamo in parametri particolari, appunto la radiazione solare, oppure la vediamo adesso, la bagnatura fogliare, allora a quel punto lì c'è da fare il conto anche col sensore. Quindi si apre la discussione qual è il sensore migliore, quale non è, eccetera, eccetera. E quindi veniamo abbiamo detto temperatura, umidità relativa, pioggia, veniamo al quarto parametro che è indispensabile per realizzare, quasi indispensabile per realizzare il modello, ed è la bagnatura fogliare. Potrei scrivere dei libri interi sulle discussioni che ho avuto con colleghi anche eminenti sulla bagnatura fogliare. Sempre il solito discorso: che cos'è la bagnatura, quando una foglia è bagnata, quando una foglia è asciutta. Quest'estate sono andato a fare visita dei colleghi in Svizzera, nei pressi di Basilea. Ho fatto queste 4 foto che vi faccio vedere l'11 di agosto, un periodo abbastanza caldo ancora, direi. Vedete praticamente cosa ho fotografato, erano più o meno le 9:30 del mattino, e su queste foglie qui non è grano, è una graminacea ma non è grano. Sono riuscito a fotografare queste goccioline d'acqua, poi ho tentato di fare uno zoom e vedete qua è molto interessante come anche col caldo, anche con il sole, in realtà l'umidità era talmente elevata che si condensava in queste piccole goccioline. Vedete qui addirittura queste gocciolone giganti, come la tensione superficiale poi le faccia aderire alla superficie fogliare. Chiaramente qua dentro, se qua dentro c'è una spora per esempio di ruggine, e questa spora di ruggine va a nozze, perché si trova nell'ambiente perfetto per infettare la pianta. Altre 2 foto, questo non è più, diciamo, cereale, non è più graminacea e barbabietola, vediamo anche qui naturalmente la disposizione diversa, è sempre lo stesso campo, la disposizione diversa di queste goccioline di pioggia, scusa, di condensa praticamente. Vedete un po'? Qua appunto, nonostante il sole, nonostante il caldo, vedete proprio
presenza di queste goccioline di foglia. Ora, venitemi a dire quale tipo di sensore della bagnatura fogliare, anche il più costoso e il più preciso del mondo, riuscirà mai a riprodurre una roba del genere. Nessun tipo di sensore. Perché? Come faccio? I sensori a carta praticamente sì, si inumidiscono, sono ancora i migliori, sono i più vecchi, ma sono ancora i migliori. Di fatto, inumidendosi, praticamente più o meno riproducono l'effetto della condensa. Tutti gli altri sensori elettrici, a rame, tutto quello che volete, in realtà comunque non riusciranno mai a riprodurre un fenomeno del genere. Ma un fenomeno del genere, abbiamo parlato di condensa, un fenomeno del genere, possiamo in qualche modo calcolarlo oppure riprodurlo artificialmente? La risposta è sì, lo possiamo calcolare, lo possiamo riprodurre artificialmente. Praticamente utilizzando che cosa? Ed è poi quello che io uso per esempio per i modelli miei modelli che sviluppo, io uso il deficit di pressione di vapore, o anche abbreviato VPD. Che cos'è il deficit di pressione di vapore? Il deficit di pressione di vapore, questo è un bicchiere di vetro. Su questa superficie di vetro c'è una determinata temperatura, qua dentro è intorno ai 20 gradi. Sulla superficie di questo vetro, appunto, la temperatura è intorno ai 15 gradi, perché è freddo, è abbastanza freddo. Nella mia bocca la temperatura è circa 37 gradi. L'umidità relativa in questa stanza più o meno è sul 60%. Nella mia bocca c'è il 100% di umidità relativa. Se io faccio così, che cosa succede? Non si vede molto, ma il vetro ovviamente si appanna, cioè viene prodotta della condensa. Quindi cosa succede? La condensa, ciò che si appiccica al bicchiere, ciò che si appiccica al vetro, se io guardo fuori, che in questo momento non è appannato perché è abbastanza secco, cosa succede? La temperatura e l'umidità relativa sono due parametri che possono riuscire a riprodurre il fenomeno della bagnatura in modo abbastanza preciso, perché cosa vado a calcolare? Vado a calcolare in effetti il velo, l'acqua che c'è sulla superficie degli oggetti. Quindi le foglie sono degli oggetti, quindi la condensa si forma perché c'è una differenza di temperatura e una differenza di umidità. Quindi torniamo a noi e che cos'è questo deficit di pressione di vapore? In realtà è una cosa abbastanza semplice, si calcola con questo che si chiama grafico psicometrico, psicrometrico, e praticamente non ricordo cosa ci dice questo grafico. Ci dice che a una determinata temperatura e una determinata umidità relativa o una certa pressione di vapore. Questo è fatto per esempio per controllare la condensa sui vetri delle serre. E vedremo che per esempio un'umidità molto bassa, 20% di umidità, corrisponde naturalmente, a seconda della temperatura, una pressione di vapore molto bassa. Quindi diciamo non ci sarà molta condensa. Viceversa, con un'umidità relativa molto alta avremo una pressione di vapore molto più alta, quindi chiaramente la possibilità di formazione della condensa molto più marcata. In questo caso calcoliamo però che cosa? Non tanto la pressione, ma il deficit di pressione di vapore, ossia con queste formule viene calcolato innanzitutto la pressione di vapore all'umidità relativa rilevata, quindi vedete qui il simbolo RA, e viene calcolato lo stesso valore di pressione a umidità a saturazione, quindi anziché esserci 100 qua, l'umidità qua c'è il valore di 100. Quindi come se l'aria fosse completamente satura di vapore, quello che c'era nella mia bocca prima.
il deficit di pressione di vapore non è nient'altro che la differenza. Quindi VPD è uguale alla pressione di vapore a saturazione meno la pressione di vapore calcolata all'umidità rilevata. Che cosa succede? Come lo correliamo con la bagnatura? Lo correliamo perché praticamente esiste una relazione molto marcata tra il deficit di pressione di vapore calcolato quando io ho una superficie, in questo caso una foglia bagnata, in questo caso qui, e quando ho una foglia asciutta. Noi vediamo che praticamente, questi sono due box plot, rappresentano appunto una quantità, una dimensione. Quindi noi vediamo che praticamente c'è una discriminante abbastanza netta tra il bagnato e l'asciutto quando io ho un deficit di pressione di vapore pari a circa lo 0,02 bar. Quindi di fatto cosa posso fare con questa cosa qua? Posso dire arrivederci o ciao ciao ai sensori, perché io con questo sistema universalizzo la possibilità di utilizzare la bagnatura fogliare come parametro per il modello, perché temperatura e umidità relativa ce li ho quasi dappertutto. E inoltre cosa succede? Se io utilizzo questa misura, o questo parametro, meglio, questo parametro per produrre i tassi, per fare le parti matematiche del modello, ovviamente il mio modello sarà già adattato a questo tipo di misurazione e se faccio un errore, l'errore è già incluso nel modello, quindi di fatto non dovrebbe esserci. Però, insomma, appunto, poi ci sono altri sistemi, altre formule, c'è un sacco di discussione sempre molto animata sulla bagnatura fogliare. Andiamo avanti. Abbiamo visto appunto la misura dei parametri, ma in modo particolare una misura dei parametri meteorologici. Adesso entriamo un pochettino un po' più nel nostro campo e vediamo un po' di dinamica. Abbiamo visto fino adesso, siamo stati abbastanza fissi, anche qui il passaggio tra un stato e l'altro, sì, è regolato dal rubinetto, ma come funziona questo rubinetto? Come possiamo farlo funzionare? E allora parliamo un po' di dinamica e parliamo poi in questo caso, sempre continuando nell'ambito del tema misura, la misura del tempo, quindi la dinamica. Il tempo. Allora, dicevo il tempo. Che cos'è il tempo? È una definizione molto semplice, la dimensione con la quale si misura il susseguirsi di eventi. In realtà non misuriamo il tempo, misuriamo un intervallo di tempo tra due eventi. Io per esempio ieri dovevo prendere un treno e per fortuna che l'altro treno aveva un quarto d'ora di ritardo, quindi da 0 a 15 minuti in più di disposizione, altrimenti non l'avrei preso. Quindi misuriamo quando il tempo, quando guardiamo l'orologio, in realtà noi diciamo sono in questo caso le 6:35, in realtà cosa vuol dire 6:35? Che sono trascorse 6 ore e 35 minuti dalla mezzanotte. No, scusate, 18, quindi 18 ore e 35 minuti dalla mezzanotte. Quindi noi non misuriamo un tempo, non misuriamo un tempo assoluto. Che cos'è un secondo? Un secondo, quando diciamo un secondo è già passato. Quindi non misuriamo il tempo assoluto, misuriamo un intervallo di tempo tra due eventi. Noi siamo fortunati perché nel nostro campo la temperatura controlla il tasso di sviluppo di molti organismi. Quindi la temperatura è la benzina, diciamo, che serve al nostro motore, al nostro modello per poi partire, per poi camminare. Piante, parassiti, come insetti nematodi, ma non solo, anche batteri, virus, richiedono una certa quantità di calore per evolversi da un punto all'altro del loro ciclo vitale. Quindi ecco, vediamo il passaggio tra le due variabili. Il passaggio delle due variabili, il rubinetto regolato dalla temperatura, temperatura come però, temperatura come espressa come. La misura del calore
immagazzinato viene anche chiamata tempo fisiologico. Che cos'è il tempo fisiologico? Il tempo fisiologico fornisce un punto di riferimento comune per lo sviluppo degli organismi. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se io esprimo il tempo, anziché dire tra le 6:30 di stamattina e le 6:30 di stasera, sono passate 12 ore, in realtà vado a vedere tra le 6:30 di stamattina e le 6:30 di stasera, io ho accumulato, se faccio la media della temperatura di oggi, 15, 14, 15 gradi centigradi in questo tempo. Quindi il tempo fisiologico è definito come gradi giorno. Perché dovremmo impiegare il tempo fisiologico? Oppure, no, meglio ancora, prima, come si calcola? Come calcoliamo questo tempo? È abbastanza semplice, lo calcoliamo appunto esprimendo in gradi giorno o in gradi ora, quello che volete, tenendo presente che tutti gli organismi, qualsiasi organismo, dai più grossi ai più piccolini, hanno delle cosiddette soglie di sviluppo, cioè ci sono delle determinate temperature in cui si sta bene, diciamo così per dire, ed altre determinate temperature in cui si sta male. Le soglie di sviluppo superiore e inferiore sono stabilite in esperimenti controllati in laboratorio oppure anche in campo. La soglia inferiore è molto semplice, la temperatura di sotto della quale lo sviluppo inizia a diminuire o fermarsi, e la soglia superiore è la temperatura alla quale la crescita o lo sviluppo inizia a diminuire o fermarsi, è uguale. Cosa succede? Per esempio, andiamo ad analizzare un molto banalissimo grafico, 48 ore di tempo, la curva rossa è la temperatura registrata in queste 48 ore. Se il mio organismo a cui voglio dedicarmi ha una soglia superiore pari a 20 gradi e una soglia inferiore pari a 10 gradi, quale sarà la temperatura effettiva, la benzina che accumulo in queste 48 ore? Esattamente la parte verde, cioè quello che ovviamente è superiore alla soglia inferiore, ma inferiore alla soglia superiore, altrimenti il mio organismo si inceppa. In realtà esistono, io qui l'ho fatto in versione molto semplice, in realtà esistono dei modi un po' più complicati per calcolare questa parte verde del grafico, dipende un po' da quello che si chiama il cosiddetto metodo di cut-off, ma lo vediamo dopo. Come possiamo calcolare i gradi giorno? In maniera molto semplice, quando abbiamo un organismo con una soglia inferiore, che si chiama appunto temperatura base, il grado giorno è semplicemente la massima più la minima diviso 2 meno la base. Perché la massima più la minima diviso 2? Perché esprime la temperatura massima più temperatura minima diviso 2 è circa, o si approssima molto a quello che è la temperatura media giornaliera. Quindi max più minimo diviso 2 temperatura media giornaliera. Facciamo un esempio molto banale: temperatura base 5 gradi, la minima 6,5, massima 22,9, il grado giorno sarà 6,5 più 22,9 diviso 2 meno 5, 9,7. Se io utilizzassi la media vera del giorno, e questa media è di 14,84, il grado giorno è 9,84. Quindi vedete che non si discosta poi tantissimo dal valore che io ho utilizzando il minima più massima diviso 2. In realtà questa è una convenzione. Poi posso essere in realtà molto più preciso se per esempio vado a calcolarmi i gradi ora. Cioè vado a vedere, cumulo ora per ora praticamente la temperatura utile, diciamo, per lo sviluppo. Oppure lo vedremo più avanti,
posso sostituire poi il grado giorno con un tasso di crescita, ma lo vediamo con calma poi più avanti. Vi dicevo come interpretare l'area verde del grafico. In realtà esistono una valanga di sistemi più o meno precisi, più o meno utilizzati. Qualsiasi di questi è buono, basta che poi si utilizzi lo stesso principio nel fare il modello, ma anche poi nel validarlo. Quindi sono chiamati i cosiddetti metodi di cut-off, cioè dove vado a calcolare dove vado a prendere il grado, esattamente il grado giorno nelle 24 ore, ma è più che altro una curiosità. Ricordate che il metodo migliore è quello più seguito, è più convenzionale, appunto, massima più minima diviso 2, e questo è il nostro grado giorno. Perché usare il tempo fisiologico? Perché non usiamo le ore, non usiamo i minuti, non usiamo i giorni? Perché cosa succede? Se io uso posso fare dei modelli utilizzando il numero di giorni, ma il numero di giorni cosa mi dice? È un numero astratto. In realtà poi io avrò dei giorni freddi, dei giorni caldi, dei giorni piovosi, dei giorni umidi, dei giorni secchi. Quindi il numero di giorni di per sé non esprime ciò che effettivamente succede nell'ambiente. Facciamo un esempio. In questa tabella c'è la durata del periodo di latenza di un'alternaria a diversi regimi di temperatura costante in vitro in camera climatica. Vedete che per esempio ha una temperatura di... Cos'è la periodo di latenza? L'abbiamo visto prima, praticamente dall'infezione alla comparsa dei sintomi. Questi signori hanno preso delle piante, le hanno inoculate e poi messe in camera climatica a temperatura costante e hanno visto che con una temperatura di 11 giorni i primi sintomi compaiono dopo 15. Scusate, con una temperatura di 11 gradi i primi sintomi compaiono dopo 15 giorni. 15 gradi 8 giorni, 20 gradi 6 giorni, 25 gradi 6 giorni, 30 gradi 7 giorni, 34 13 giorni. Cosa vediamo innanzitutto da questa tabella? Vediamo che il fungo ha un minimo e un massimo, cioè ci sono delle temperature in cui il fungo rallenta, quindi a una bassa temperatura, un'alta temperatura, il fungo rallenta perché impiega più tempo a esprimere dei sintomi. Invece ci sarà un optimum che è tra 20 e 25 gradi in cui il fungo è molto veloce a svilupparsi, quindi sono solo 6 giorni. Io ho preso da questi dati, vabbè, sono dati di letteratura, chiaramente. Come trasformo io adesso questo dato in tempo fisiologico? È abbastanza semplice, perché cosa succede? Io non faccio altro che trasformare la latenza in giorni in un tasso. E come faccio? Faccio semplicemente la divisione, cioè esprimo il tasso di latenza come 1 diviso il numero di giorni. Quindi 11 gradi, 15 giorni, 1 diviso 15 è 0,06. Cosa vuol dire? Che diciamo, il mio periodo di latenza accumula 0,06 unità quando la temperatura è 11 gradi. Se io uso il tasso, cosa succede? Se faccio la somma dei tassi, il mio periodo di latenza quando sarà finito? Quando la somma dei tassi è uguale a 1. Vediamo l'esempio. 3 stazioni meteorologiche. 1, 2, 3. Inoculazione, diciamo, oppure infezione, giorno dell'infezione, e questo qua, vediamo appunto il calcolo della latenza calcolato con i giorni, cioè semplicemente andando a vedere se 15 gradi dava 11 giorni, 16 ok, mettiamo anche qui 15 giorni. Praticamente arriviamo che la mia pianta, cioè il mio periodo di latenza è questo numero di giorni. Pensate alla calcolata, non c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 giorni. L'altra 11 giorni uguale e questa 10 giorni.
Se io vado a calcolare il tasso, cioè quindi 1 diviso a seconda della temperatura, quindi 1 diviso giorni, avrò questi valori, sommo questi valori, quando è 1 la mia latenza è conclusa. Vedete che la differenza praticamente tra, utilizzando semplicemente il numero di giorni, sono 2, 3 giorni, in questo caso, nell'ultimo caso addirittura 1, 2, 3, 4, 5 giorni. Quindi vuol dire già una bella differenza. Però in realtà noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, poi lo vedremo più avanti, calcolato una funzione che ti dice, che ci dica a una determinata temperatura qual è il tasso che io devo raggiungere, il rubinetto che si apre o si chiude. Siamo arrivati appunto alla dinamica, quindi abbiamo analizzato un pochettino il tempo e guardo anche il tempo, io qua sì abbiamo ancora tempo, un attimo, se non siete troppo annoiati, io finirei ancora, farei ancora l'ultima parte e tutto ciò di cui abbiamo parlato, tutti questi numeri mi danno il desco, come si suol dire, per parlare dell'errore. Non orrore, ma l'errore. Che cos'è l'errore? Innanzitutto definizione di errore. Allora, l'errore è in metrologia, attenzione, non meteorologia, ma metrologia, cioè la differenza tra il valore vero della grandezza e quello misurato, valutata in base allo scarto, fa più misure ripetute della stessa grandezza. Questa è la definizione di errore, quindi la differenza tra il valore vero e quello misurato. L'errore può essere sistematico, cioè che si ripete sempre nello stesso senso o in misura uguale. Per esempio, parlavamo prima dei dati meteorologici, potrebbe essere l'errore in una misurazione della temperatura. Oppure può essere un errore accidentale o casuale, dovuto all'intervento di altre cause, quindi indipendente dal meccanismo, per esempio. Poi abbiamo l'errore assoluto, cioè l'errore assoluto è la differenza tra il valore medio dei valori ottenuti e il valore teorico della misura desiderata. A seconda della misurazione da effettuare, per valutare l'errore assoluto si possono usare metodi differenti. Nella gran parte dei casi ricorriamo alla deviazione standard. Io comincio ad introdurre un pochettino, poco per volta, alcune deviazioni non standard, ma verso la statistica, perché poi è quella che utilizzeremo poi davvero quando approfondiamo poi proprio il modello. Quindi sono pochi concetti, però sono i concetti che bisogna poi tenere abbastanza a mente per, se si vuole poi seguire un percorso di questo tipo. Quindi deviazione standard. Che cos'è la deviazione standard? Allora, prendiamo dei dati. Per esempio, io ho un rilevatore che mi ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 rilievi in 4 parcelle. Cosa faccio? Calcolo la media dei valori che lui ha rilevato, per esempio, che ne so, numero di insetti, incidenza, eccetera, eccetera, eccetera. Calcolo la media. Dalla media calcolo lo scarto, cioè lo scarto cosa vuol dire? Media meno il valore, quindi 2,5 meno 0 meno 2,5, eccetera, eccetera. Quindi media meno valore. Con lo scarto io posso elevare al quadrato lo scarto, scusate, elevando al quadrato cosa succede? Spariscono i segni meno. Elevando al quadrato lo scarto, eccetera, elevando al quadrato lo scarto ottengo, e poi facendo la media, lo scarto quadratico medio. Lo scarto quadratico medio si chiama anche varianza. La deviazione standard non è altro che la radice quadrata della varianza. Tutta questa pappardella per arrivare appunto a questa definizione. Io ho indicato qui, vedete, fra parentesi una n. N cosa vuol dire? È il numero come si dice? Il numero di
di campioni. In realtà c'è una deviazione standard quando si hanno parecchi numeri, viene calcolata su n-1, cioè si toglie un campione, un valore, perché è statisticamente più corretto. In realtà la deviazione standard su n va benissimo, nei nostri casi va benissimo perché non abbiamo a che fare con milioni di dati. Quindi la deviazione standard. A cosa ci serve la deviazione standard? Ci serve per poi calcolare quello che si chiama l'intervallo di confidenza. Cosa vuol dire? È possibile stabilire se il valore che otterremo facendo fare il rilievo ad un'altra persona è coerente con quelli già rilevati. Abbiamo visto un rilievo, facciamo fare lo stesso rilievo a altre due persone. Possiamo stimare gli intervalli di confidenza. Cosa ci serve? Ci servono i valori della media e della deviazione standard. Il livello di confidenza lo possiamo fissare noi. Normalmente quello che si usa più frequentemente è il 95%. Si può però optare anche a un livello di confidenza del 90 oppure del 99%. Cosa significa, in poche parole? Significa che la misura che io vado a fare è compatibile con quella che fa, per esempio, un mio collega. Cioè, ricadiamo tutti e due in una misura abbastanza vicina a quello che potrebbe essere la realtà, la misura esatta. L'intervallo di confidenza viene calcolato con questa formula, media meno 1,96 che moltiplica la deviazione standard diviso la radice quadrata di n, numero di campioni, meno, quindi da un lato viene tolto, e dall'altro lato viene aumentato più, in media più 1,96 deviazione standard diviso la radice quadrata di n. In poche parole cosa vuol dire? E per il 99% si usa un altro coefficiente, che è il 2,58 anziché l'1,96, ma come il 95% è quello che va benissimo per i nostri scopi. Quindi cosa calcolo in questo caso? La deviazione standard, questo è il rilevatore numero 1, la deviazione standard e la media di questi valori mi producono questo intervallo di confidenza, cioè questa misurazione tra 0 e 4 mi produce un intervallo di confidenza di 0,5 meno 0,5 a più 4,5. Questo cosa mi serve? Vediamo molto velocemente. Il rilevatore 2, quindi un altro rilevatore, farà le stesse misure che ho fatto io, però producendo dei dati diversi. Se io metto sul grafico la media del rilevatore numero 2 e la confronto con l'intervallo di confidenza che abbiamo calcolato prima, vediamo che i punti ricadono tutti dentro l'intervallo di confidenza. Quindi praticamente cosa vuol dire? Che anche lui ha fatto un rilievo molto simile al mio, quindi diciamo che i valori sono concordanti. Prendiamo un altro rilevatore e invece vediamo cosa succede, che questi due punti sono fuori dall'intervallo di confidenza. Quindi in questo caso cosa succede? Che chi ha fatto questo rilievo non è altrettanto, non dico che non è altrettanto bravo, ma non è, in questi due punti ha commesso un errore perché è fuori dall'intervallo di confidenza. L'errore si può vedere qui, adesso non mi ricordo quale numero ho esagerato, però ho esagerato due numeri a caso in maniera che ricadessero i due punti fuori per farvi vedere appunto la differenza tra l'una e l'altra. L'intervallo di confidenza, questo ci sarà molto utile per stabilire appunto, soprattutto nella validazione del modello, cioè non dobbiamo pretendere che il modello sia esatto, cioè che non so, io trovo una determinata percentuale di malattia in campo e il modello mi deve dire esattamente quella percentuale. Anche lì c'è un intervallo di confidenza. Riassumendo, il valore singolo che vado a stimare varia a seconda del campione, ovviamente. Più misure faccio, più l'intervallo di confidenza diventa piccolo, meno misure faccio, ovviamente, più l'intervallo di confidenza è ampio. Difficilmente il valore singolo coincide con il valore vero, ma coincide con un insieme di valori, appunto intervallo o confidenza, e in questo intervallo c'è sicuramente il valore vero della stima effettuata.
Ecco, pensate io, esempio molto, molto banale, se alla domenica pomeriggio o al venerdì o adesso praticamente poi tutti i giorni, nelle partite di calcio, al VAR quando, fanno vedere il fuorigioco, anziché farvi vedere una linea, vi facessero vedere un intervallo di confidenza. La Juve avrebbe sicuramente più gol e sto zitto e basta. Allora, riassunto e conclusione della puntata attuale, siamo partiti dall'analisi dei sistemi, abbiamo fatto un bel tiramisù, abbiamo identificato le variabili, abbiamo identificato i tassi, abbiamo identificato i parametri, abbiamo analizzato il sistema pianta-fungo, abbiamo analizzato il sistema pianta-insetto, abbiamo parlato delle misure perché siamo un pochino entrati nel mondo delle misurazioni, la fitopatometria, le misure dei parametri, la meteorologia un pochettino, la dinamica. Abbiamo cominciato a introdurla per ciò che riguarda il tempo e adesso abbiamo visto anche qualcosina sulla teoria degli errori. E praticamente io a questo punto siamo arrivati al capolinea anche oggi, vi ringrazio per l'attenzione e se avete domande sono a disposizione. Grazie.